Buonasera a tutti, possiamo cominciare. Vi do il benvenuto a nome della Camera di Commercio, vi ringrazio della vostra presenza. Questo secondo incontro di questo pomeriggio si inserisce nel focus nuove città tra migrazioni e rigenerazioni. I nostri ospiti parleranno di città rigenerata dall'architettura e dall'immigrazione e ci indicheranno quali possono essere i fattori che influiscono sullo sviluppo futuro delle nostre città. Vi presento gli ospiti. Gianni Torrenti, l'assessore regionale alla cultura e alla solidarietà, Jennifer Allsop, Commissioning Editor and Open Democracy 50/50, Giovanni Lavarra, architetto, professore associato di progettazione architettonica all'Università di Udine, Alessandro Arrigoni, Università di Oxford, Mauro Pascolini, docente di geografia umana all'Università di Udine. Passo la parola al nostro moderatore, il giornalista di Micromega, Giacomo Russo Spena. A lei la parola. Grazie. Buonasera a tutti. Una brevissima introduzione. Abbiamo già visto nei panel precedenti, abbiamo sviscerato un po' in tutti i modi il tema dell'Europa e anche della crisi che sta in questo momento avendo l'Europa, una crisi sociale, politica, una crisi che è molto forte anche da un punto di vista democratico, un'Europa che in questo momento deve anche fronteggiare, oltre alla questione della diseguaglianza, che è uno dei cardini, dei problemi principali che abbiamo in questo momento d'Europa, di concentramento delle ricchezze nelle mani di pochi individui, l'altra questione moderna è quella delle migrazioni. Una questione che l'Europa sembra palesemente incapace di affrontare, perché incapace di avere una politica comune. Basti pensare a come l'ultimo Consiglio d'Europa ha provato a gestire il problema, se così si può definire, il problema dei profughi in arrivo dalla guerra, dalla carestia, dando ben 3 miliardi di euro alla Turchia di Erdogan, cioè finanziando, diciamo, un paese che ha dei grossi vulnus, diciamo, democratici in tema dei diritti civili e politici, per arginare e fermare appunto la cosiddetta invasione del continente dai profughi che scappano dalla guerra. Un'Europa quindi che non è in grado evidentemente di affrontare questo problema. Di conseguenza, come reazione, abbiamo, come abbiamo visto nel panel precedente, sempre più forte l'Europa sovranista, l'Europa che reagisce costruendo muri, l'Europa xenofoba, l'Europa razzista. Questo è il contesto in cui ci muoviamo in questa fase politica. Sul tema dell'immigrazione si giocheranno le elezioni anche del prossimi semestre. Pensiamo a come in Francia Marine Le Pen tocca
e buttando benzina sul fuoco, il tema dei migranti, puntano tutto sulla guerra tra poveri, tutto in un meccanismo di ultimo contro penultimo. E allora in questo contesto io credo che le città assumino un ruolo significato fondamentale e centrale e devono stare ai tempi della sfida. Ma per stare ai tempi della sfida, perché comunque la migrazione trasforma in qualche modo il tessuto urbano e quindi le città devono ripensare anche a dei modelli di accoglienza, di integrazione, io credo che un passaggio fondamentale deve essere quello del coraggio, nel senso che in questo momento senza politiche coraggiose, perché comunque i sindaci devono affrontare il problema dei patti di stabilità che stritolano da un punto di vista economico, quindi le risorse pecuniarie sono limitate per gli enti locali. Io credo che il passaggio del coraggio sia centrale. Io vengo da Roma e mi permetto di fare un inciso su questo romanocentrico, ma semplicemente perché credo che Roma sia un emblema della situazione attuale e possa essere utile per introdurre il dibattito. Roma da almeno 20 anni a questa parte ha avuto una profonda trasformazione urbana. È stata definita la città dei palazzinari, dei furbetti del quartierino, c'è stata una colata di cemento incredibile in deroga a una serie di piani regolatori, cubature e cubature di cemento. Si è costruito senza alcun minimo di raziocinio. Quartieri costruiti nel nulla, immobili costruiti nel nulla in nome della speculazione edilizia, e abbiamo così costruito periferie del tutto abbandonate, disagiate, senza servizi, case dove poi in realtà non ci sono i mezzi di trasporto, dove non ci sono farmacie, dove non esiste tessuto sociale, spazi comuni di aggregazione, spazi culturali, una biblioteca. Manca tutto questo. Nel momento in cui si costruisce in questa maniera, quindi senza un raziocinio, senza programmazione, nel momento in cui la politica, a Roma veniamo anche dagli scandali di mafia capitale, dove la città viene totalmente lasciata in mano ai privati, ai poteri forti, è normale che poi tu non riesci a controllare i fenomeni politici. Nel momento in cui la politica è assente, lì avvengono gli scontri, la guerra tra poveri nei quartieri della periferia emarginata, magari per i cittadini romani che non vogliono l'hotel che accoglie o il piccolo centro di accoglienza che ospita 20, 30 migranti, ma questo vale per Roma, ma l'abbiamo visto anche altri esempi recentemente in Emilia per 35 migranti, donne di cui 10 mi sembra che fossero bambini richiedenti asilo. Nel momento in cui non c'è una politica di inserimento d'accoglienza, una programmazione, è normale che poi scoppino questo tipo di rivolte. A Roma parliamo veramente di periferie del tutto abbandonate a se stesse. Allora quello è il problema. Io leggevo stamattina un articolo sempre su Roma molto interessante di Tommaso Montanari proprio sull'ultimo scandalo delle dimissioni dell'assessore Berdini, che diceva: adesso andatelo a spiegare ai romani, io me ne vado, ma andate a spiegare ai romani che la priorità è lo stadio quando esistono appunto le periferie degradate. Allora i soldi forse vanno spesi in altro, che c'è un altro tipo di priorità. Allora diceva Montanari che attenzione, che la città si è disfatta, è diventata invivibile, a tratti mostruosa, perché si è smesso di pensarla e disegnarla, si è rotto il legame tra la comunità degli uomini e la città materiale. Le nostre città stanno diventando quindi dei non luoghi, eppure la cittadinanza è il pieno dei vissuti, della condivisione del territorio. A Roma è successo che nel momento in cui l'amministrazione pubblica non ha una politica e non sa come risolvere un problema, ha delegato al privato. Ad esempio, pensiamo anche al problema atavico che ha a Roma sull'emergenza abitativa. Ci sono molte case vuote e molte persone che hanno bisogno dell'alloggio. Questa è la grossissima contraddizione che ha Roma. Allora dà il potere agli speculatori dicendo: tu cerca di risolvermi questo problema perché io non riesco a risolverlo, e quindi diamo carta bianca al privato, gli diamo ancora altro terreno, cubature su cui può fare costruire, speculare
guadagnare ancora. Quindi il tema dell'emergenza abitativa è un altro terreno storico che c'è a Roma e su cui in realtà gli speculatori da anni mangiano. Allora io penso che da questo punto di vista siamo alla fine dell'urbanistica per così come è stata pensata a Roma, e attenzione che coinvolge la politica a 360 gradi, nel senso che questo discorso coinvolge la destra, la sinistra storicamente, ma adesso a Roma vediamo che coinvolge totalmente anche il Movimento 5 Stelle, che sta dimostrando di non essere, diciamo, un vero segnale di discontinuità. Io credo che noi dovremmo essere alla sfida, stare alla sfida di questi tempi con il contrario proprio di quello che stiamo vedendo a Roma, il modello inverso. Allora io do la parola a Giovanni Lavarra, architetto, docente all'Università di Udine, in cui inizio a chiedere proprio come si possono ridisegnare le periferie urbane creando condizioni indispensabili di inclusione sociale, quindi intervenendo sugli spazi pubblici e espropriandoli anche diciamo, dai privati per provare a ridarli ai cittadini. Com'è possibile risegnare le periferie urbane? Grazie, buonasera. È una domanda centrale, anche se diciamo, in termini quantitativi la periferia è uno dei problemi del territorio italiano, e riguarda un certo tipo di città. Vorrei partire da un indizio che è molto personale, ma credo che abbia una sua generalità. Io da una ventina d'anni frequento gli uffici tecnici comunali di diverse città, come capita a tutti gli architetti e professionisti, e all'inizio di questa frequentazione, cioè alcuni anni fa, entravo negli uffici tecnici e c'era il tecnico con cui dovevo parlare, stava disegnando, cioè stava materialmente disegnando. Negli ultimi anni, quando entro in questi uffici, il tecnico non sta più disegnando, sta davanti al computer e tutto il più controlla delle norme. Cioè è cambiato un paradigma, no? Il pubblico fino a un certo punto ha disegnato la città, l'ha disegnata materialmente, e da un certo punto in poi ha smesso di farlo, più o meno diciamo a cavallo della fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90. Questo è coinciso con una condizione fondamentale di cambiamento, cioè diciamo così per semplificare, quando sono finiti i soldi pubblici il pubblico ha smesso di disegnare la città, come se la legittimazione al disegno della città fosse legata al fatto di avere i soldi per fare quelle opere e non comunque fosse una legittimazione in assoluto. E in effetti, come avete inquadrato in questa introduzione, oggi ci troviamo con una città pubblica e una città privata che comunque è realizzata, costruita e sostanzialmente pensata dai privati. Il problema diventa più il governo di questi privati. Anche a Milano tutte le ultime piazze sono state sostanzialmente disegnate dai privati. E non è un caso che, ad esempio, parlo di Milano perché è la città in cui vivo, in cui lavoro, da 40 anni non si realizza una piscina pubblica. Le piscine pubbliche costano e non producono reddito, e quindi, come dire, non c'è modo di farle. Allora la questione è che diciamo così, è molto difficile che siano le periferie, che siano altri terreni abbandonati. Noi abbiamo, come dire, altre forme periferiche altrettanto gravi, di cui poi parlerò. È molto difficile ragionare in termini, è molto difficile cambiare un paradigma. Per 100 anni abbiamo disegnato una città che cresceva, adesso ci troviamo davanti probabilmente a altrettanti anni in cui disegneremo una città che non cresce, cioè noi non cresciamo demograficamente, da questo punto di vista l'opportunità che potrebbe essere accogliere gli stranieri non la cogliamo appieno, perché la politica, come dire, fa fatica a fare un ragionamento di questo tipo. Non so se qualcuno ha letto Michel Houellebecq, il romanzo Sottomissione, in cui lui immagina una Parigi nel 2024, cioè proprio l'anno in cui la Camera di Commercio immagina Udine, una Parigi dominata dalla fratellanza araba, in cui a un certo punto un personaggio dice: ma insomma i musulmani non sono tanto preoccupati del PIL, della bilancia economica, i musulmani fanno figli, chi fa i figli ha in mano il futuro. Nel Maghreb ci sono 3 bambini per un nonno, in Italia ci sono 3 nonni per un bambino. Allora capite bene che se lo scenario è quello in cui non siamo in tanti, per chi la facciamo sta città? Abbiamo una città piena di vuoti, e questo non è un problema da poco. Cioè la politica dovrebbe innanzitutto decidere, come dire, dal mio punto di vista, una politica, una strategia demografica che sia nell'accoglienza, che sia nell'aiuto alle famiglie, ma diciamo
non stiamo crescendo. Senza crescita è difficile immaginare una città, anche perché abbiamo una città enorme piena di vuoti. Pensate che le seconde case italiane, l'insieme delle seconde case italiane, non le usiamo in media 5 giorni all'anno. Pensate che enorme patrimonio di soldi, di mattone, di territorio è stato messo lì e lo usiamo poco, tanto più che la generazione successiva alla mia, se deve viaggiare, non va nella seconda casa, ha oggi modi molto più agili per trovare una casa una settimana a Berlino, una settimana a Londra, una settimana chissà dove. Quindi ci troviamo di fronte, diciamo così, a due moltitudini. Una è una moltitudine di abitanti, di residenti, di cittadini o di stranieri che cerca un posto dove stare, casa a basso prezzo, luoghi dove lavorare, uffici condivisi. L'altra moltitudine è una moltitudine materiale, sono edifici, sono volumi, sono appartamenti vuoti, negozi vuoti, borghi abbandonati. Abbiamo 300 borghi abbandonati in Italia. 300 borghi abbandonati, uno potrebbe dire ma sì, vabbè, insomma, pazienza. Però guardate che abbandonare un borgo negli Appennino vuol dire abbandonare il territorio, vuol dire che nessuno si accorge se un tronco cade nel fiume, e vuol dire che poi quel problema lì arriva in piazza giù, a valle. Quindi diciamo non possiamo permetterci di abbandonare un territorio che è stato disegnato al millimetro. Noi non siamo l'Australia, siamo stati disegnati al millimetro. A parte pochi ettari, pochi chilometri quadrati delle Alpi, il nostro territorio è tutto frutto di volontà, non c'è natura. E quindi il problema è mettere insieme queste due moltitudini, e forse non basteranno neanche, perché forse la moltitudine dello spazio è ancora in esubero rispetto alla moltitudine delle persone. Allora, come fare una politica del territorio senza crescita è un problema non da poco, ammesso che, come dire, non decidiamo invece di crescere, perché le politiche della crescita si possono fare. La politica può tutto nella mia visione, come dire, può decidere di aumentare di 5 milioni gli italiani nei prossimi 10 anni, che siano italiani nati altrove o che siano italiani nati qua. Se la politica non decide di fare questo, io credo che dovremmo per la prima volta trovarci a fare una cosa che non abbiamo mai fatto, cioè demolire. Cioè dovremmo avere la modestia di dire che abbiamo sbagliato, che alcune cose le abbiamo sbagliate, di pensare di rinaturalizzare dei luoghi, di demolire. Le case costano, come dire, anche quelle che non usiamo costano, e in questo senso il caso di Roma che tu hai illustrato è abbastanza paradigmatico. Roma è diventata una metropoli senza una cultura metropolitana, no? È grande come una metropoli, è sparsa come una metropoli, ma non ha una cultura metropolitana, e quindi è fatta di isole, sono tanti ormai, e anche forse lo Stadio Nuovo è un modello, come dire, di un'avanguardia urbana che va nel nulla, no? Ma era già nei film di Pasolini questa dimensione urbana nel nulla, no? Senza continuità. Allora la città che immagino nel futuro dovrebbe essere, diciamo, gestita anche dalla politica, gestita da dei signori che negli uffici tecnici tornano a disegnare, perché questo è importante, dovrebbe essere gestita, come dire, da un'inclusione e da una politica demografica positiva, e soprattutto da una grande compattezza, cioè ricompattare molto la città, riportare le cose vicine, perché le cose vicine ci costano meno tempo di spostamento, ci costano meno tempo di reti, ci costano meno tempo di sicurezza. Pensate quanto la sicurezza sia legata alla città compatta e non alla città sparsa. Allora, per fare questo ci vuole, come dire, un contributo degli architetti, degli urbanisti, dei sociologi, ma io penso che la politica, e su questo chiudo, debba fare lo sforzo maggiore. E devo dire che in questi 20 anni in cui dicevo sono andato negli uffici tecnici è anche successa un'altra cosa importante. Da 24 anni noi votiamo il sindaco nominalmente, no? Prima non lo votavamo, adesso votiamo il sindaco. Questo comporta che quel sindaco che abbiamo votato sta in carica 5 anni, e se va bene sta in carica 10 anni. 5 anni o 10 anni sono molto poco per fare un progetto di città. Sono giusti se voglio rinnovare la biblioteca comunale, se voglio fare una piazza, ma se voglio cambiare un'idea di città sono molto pochi. Paradossalmente la politica italiana, che ha sempre ha avuto sempre un turnover molto forte nei posti di vertice, pensate, abbiamo tanti presidenti del Consiglio quanti anni nella storia italiana, ma in realtà abbiamo tantissimi sindaci nella storia della città italiana, ma in realtà questo cambiare i nomi non cambiava la coalizione, la filosofia politica per 20 o 30 anni gestiva queste città, la stagione del centro-sinistra, la stagione delle città rosse, la stagione del pentapartito, eccetera. Adesso, col fatto che nominiamo il sindaco, questo sindaco ha una prospettiva di 5 anni. In 5 anni a me è capitato di vedere a Milano che ogni sindaco ha inaugurato le cose che non ha iniziato. È un paradosso, ma è interessante. Non c'è sindaco che inauguri le cose che inizia, le inaugura sempre quello dopo. Allora capite bene che questa prospettiva politica è importante, perché, come dire, se devo guardare lontano devo avere lo spazio lungimirante, il terreno sgombo per guardare fino in fondo. Grazie.
Ieri con il politologo Subirazza abbiamo parlato molto del neomunicipalismo e abbiamo parlato dell'importanza della creazione delle comunità nei modelli di cogestione, di copartecipazione, nel senso che da una parte è fondamentale che le istituzioni comincino a fare politiche. Con la VAR abbiamo parlato di demolizioni di immobili, e un altro elemento potrebbe essere quello del recupero anche degli edifici dismessi. A Roma, ad esempio, è pieno il terreno. Continuo a parlare di Roma perché conosco molto bene il tessuto urbano di Roma, però c'è il problema, ad esempio, delle caserme abbandonate, ed è uno spreco incredibile, è impressionante che non vengano in qualche modo recuperate e rimesse a valorizzazione per la città. Ma nell'altro elemento, appunto, c'è la questione del coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni. È possibile da questo punto di vista una sorta anche di urbanistica concertata, dove si definiscono i quartieri in base alla domanda dei cittadini, cioè sono i stessi cittadini che decidono quali sono le priorità infrastrutturali all'interno del proprio quartiere. Ci sono state comunque esperienze interessanti da questo punto di vista, anche di federalismo municipale, in cui i cittadini vengono coinvolti. Penso al modello di Marsiglia, che è stato comunque esemplare come elemento di riqualificazione urbana, l'abbiamo letto su tutti i giornali nazionali. Ecco, io volevo quindi chiedere al docente di geografia umana, Mauro Pascolini, se è possibile in qualche modo coinvolgere i cittadini nell'idea di una nuova urbanistica. Sì, buon pomeriggio a tutti. Le questioni poste sono molte e questa forse è una delle questioni centrali. Però prima di iniziare a approfondire questo tema vorrei toccare il tema delle caserme, no? Parlare in Friuli di caserme dismesse, abbandonate, sembra un controsenso rispetto e citare Roma, no? Io ricordo che in Friuli, prima della fine, tra virgolette, della guerra fredda e prima della fine della leva obbligatoria, 1/3 dell'esercito italiano era schierato in Friuli, circa 100.000 militari, e noi geografi, che a quel tempo si cominciava a fare dei ragionamenti, avevamo individuato in Friuli delle città che erano definite, o potevamo definire delle città di guarnigione, cito Palmanova, cito Tolmezzo, cito Cividale, centri di meno anche di 10.000 abitanti che avevano. Cividale è un caso perché abito lì, aveva 3.000 militari, aveva 6 caserme che non erano poi solo nel centro, ma erano disperse sul territorio, e tutto il territorio friulano adesso si porta a casa questo patrimonio di caserme dismesse, no? E abbandonate. E qui riprendo alcune cose dette dal collega, ma anche precedentemente, il fatto che poi su questo patrimonio enorme il termine demolizione è stato usato una volta sola per costruire, tra l'altro, poi un campo fotovoltaico, ad esempio nella destra Tagliamento. Il resto è una situazione abbastanza triste, perché i comuni, lei deve immaginare, piccolissimi comuni, parlo di Chiusaforte, che si ritrova un patrimonio di caserme enorme quando è un comune con un abbandono di popolazione a poco meno di 200 abitanti, con un bilancio ridotto all'osso. E allora mi ricollego su questa idea, perché è un tema centrale questo, no? Le città, anche se è una questione di scala, no? Lei giustamente ha portato l'esempio di Roma, abbiamo parlato di Milano, però è interessante vedere che ad una scala no, di dimensione molto più piccola, come quella che può essere la nostra regione, dove l'unico centro urbano in senso stretto nei parametri della geografia urbana, forse non c'è nessuno, perché si parla di centri urbani quando si inizia a ragionare attorno ai 300.000 abitanti, neanche Trieste riesce a farcela più, Udine, no, a questa
no, battaglia di arrivare ai 100.000, a volte ci arriva vicino e poi assolutamente arretra. No, dicevo, in questo territorio quindi viviamo amplificato le stesse situazioni di svuotamento dei centri, perché il tema delle periferie forse non è così forte, così drammatico come in altre situazioni italiane, però noi abbiamo consumato, che è un altro concetto molto interessante su cui andrebbe approfondito il tema del consumo del suolo, abbiamo consumato territorio agricolo, territorio rurale, territorio che aveva una funzione di collegamento molto forte tra la città, le cittadine, i borghi rurali e la campagna, ma aveva anche un forte valore e dava valore al territorio e alimentava il senso valoriale, il senso di appartenenza a questo territorio. Quello che è mancato a un certo punto è proprio mancato il coraggio della progettazione, il coraggio di riprendere in mano alcune situazioni in maniera condivisa che prima, per un lungo periodo, essendo il nostro fondamentalmente un territorio rurale, derivava diciamo così, da una cultura, da una civiltà rurale che portava a condividere anche la progettazione dei luoghi, perché era una progettazione di tipo funzionale. Il borgo rurale aveva delle precise funzioni, ma subito dopo la città aveva la funzione di offrire servizi, aveva la funzione della rete di incontri e di servizi sovradimensionati. Lo svuotamento, l'accettazione di modelli che non sono stati maturati, ma che sono stati affidati ad altri, a volte ad una politica che ha visto nell'aumento degli spazi edificabili un'occasione di successo o di potenziale successo, ad una classe di progettisti a volte forse non sempre adeguati a quelle che erano le problematiche o rispondevano ai bisogni di una committenza di basso livello, ha portato ad una situazione di degrado, di svuotamento, di crisi anche del nostro tessuto, non solo dei pochi centri urbani che abbiamo, ma di un tessuto urbano complessivo e di un territorio complessivo. È chiaro che il passaggio ad una condivisione di quelle che sono le scelte è chiaro che è un passaggio fondamentale. Non è semplice perché sui percorsi partecipati, sull'idea di partecipazione, anche qui meriterebbe aprire un interessante dibattito. Oggi forse insieme a sentiment, che ho sentito prima, e a qualche altra parola, è una parola chiave, era una parola che partecipare non esisteva, no? Agenda 21 l'ha introdotta e poi via via i percorsi di partecipazione sono diventati molte volte dei riti in cui si va a cercare gli stakeholder, perché non si chiamano neanche più portatori di interesse, dobbiamo chiamarli stakeholder, no? Alla ricerca esasperata di quello che è il rito, in maniera che qualcuno poi metta un timbro e dica: ah, ecco, abbiamo fatto il percorso partecipativo, questo progetto al timbro della partecipazione, questo percorso di progettazione di un quartiere, di un'opera pubblica, di una candidatura UNESCO, tutto quello che volete deve avere il timbro. Ma dietro questo timbro quanto siamo riusciti o riusciamo a rimettere insieme su scelte fondamentali com'è il volto di una città, com'è riempire i vuoti di una città, cosa fare ad esempio di una città, riprendere un percorso partecipativo reale. Qualche speranza c'è nel piano paesaggistico che stiamo concludendo del Friuli Venezia Giulia, è stato fatto un tentativo di partecipazione attraverso degli strumenti anche di segnalazione online, eccetera. Abbiamo visto che c'è molto bisogno di partecipazione. È una strada, va assolutamente chiarita, va condotta, non vanno date false speranze, non deve essere svuotata di quello che è il risultato e poi quello che è la forza di imporre i risultati, soprattutto su questioni che credo, come diceva prima benissimo il mio collega, in una situazione che vede
un crollo demografico e il Friuli Venezia Giulia, ahimè, è insieme alla Liguria la regione con il minor tasso di natalità presente, una città che dovrà essere pensata per gli anziani, perché la popolazione è anziana, e quindi la mobilità su cui stiamo discutendo molto, come dovrà essere quando la mia generazione o le generazioni attive non guideranno più la macchina. Abbiamo costruito delle città in funzione delle auto, ad esempio, no? E invece dovremmo pensare a una città pensata per popolazioni anziane, in cui evidentemente la capacità di muoversi, i luoghi non potranno più essere i luoghi del commercio o i non luoghi come li ha citati lei nella periferia, perché chi andrà nelle periferie? C'è bisogno di recuperare delle funzioni. E poi ci sono i grandi interrogativi, e qui vado a chiudere perché credo che sarà un argomento che potremo riprendere, che è quello dei nuovi abitanti, gli immigrati. Che tipo di urbanistica portano, che visione di città portano, che visione di paesaggio portano, e noi su questo non abbiamo mai, o cominciamo ora a fare una riflessione, no? Definiamo il quartiere qui a Udine, vicino alla stazione, la piccola Africa, no? Con tutti i problemi negativi di questa accezione, ma ci siamo mai chiesti qual è il vissuto, il portato individuale e collettivo dei nuovi abitanti, no? A cui affidiamo molte speranze. In Valstagna i nuovi abitanti che provenivano dall'Atlante marocchino hanno ripreso a utilizzare i terrazzamenti, non più per la coltivazione del tabacco, per la coltivazione della menta. I borghi della montagna sono ripopolati da nuovi abitanti, e noi come ci poniamo, come costruiamo, come immaginiamo la città anche per questi nuovi abitanti che hanno un senso dei luoghi, del paesaggio, della città che è completamente diversa. Nei paesi africani il cuore della città è il mercato, nei nostri centri urbani il cuore della città è il centro storico. E quindi forse dovremmo costruire nuovi mercati o dovremmo costruire dei luoghi, no, in cui ripensare tutto questo. E questo va fatto discutendo, parlando, coinvolgendo, condividendo quella che è la città del futuro per noi, per i nuovi abitanti. Grazie. E noi siamo chiusi dentro un triangolo, almeno si evince dai primi due interventi a discussione di oggi. Da una parte abbiamo l'assenza totale della politica, che non ha un'idea del paesaggio, che non ha politiche abitative, e che manca, che è una serie di manchevolezze. Il pubblico che viene a mancare, primo tassello. Il secondo è quello dello strapotere dei poteri forti, dei palazzinari, delle speculazioni, delle rendite fondiarie, del momento in cui appunto manca la politica. Eppure là si costruisce in nome del profitto privato e non dell'interesse dei cittadini e quindi l'interesse comune. Il terzo tassello è quello dei flussi migratori. Questo è il triangolo. Allora io volevo chiedere ad Alessandro Arrigoni, ricercatore universitario, come se ne esce, nel senso, che è la domanda delle domande, però non credo che noi possiamo arrenderci al paradigma del seguitarismo nazionalista, nel senso che affrontare il tema dei migranti soltanto con le norme un po' dei cosiddetti sindaci sceriffo, come abbiamo visto vari sindaci di destra ma anche di sinistra in questi anni, che vedono i migranti soltanto da un punto di vista del problema della sicurezza. Ma credo che dobbiamo ridefinire in qualche modo una sorta di meticciato e di inclusione sociale. Se ci può aiutare a fare luce su questo. Guarda, addirittura secondo me bisogna ridefinire l'idea di problematizzare l'idea di migrante. Se Christian mi assiste, scusate se mi alzo in piedi ma sono un pessimo presentatore, quindi devo muovermi. Questa è una sorpresa anche per me, non sapevo che c'avevi. Ecco qua, torniamo indietro. Bisogna
Bisogna ripensare il fenomeno migratorio, o almeno in questa presentazione io voglio dire solo due cose e fare una piccola provocazione. Le due cose che voglio dire sono estremamente di senso comune. Una che è un fenomeno strutturale, è importante adesso e crescerà in futuro, lì mi riallaccio alle parole del professore. La seconda è che è un fenomeno complesso, è eterogeneo al suo interno, sono eterogenee le cause specifiche che portano alcune comunità a venire nei territori e sono diverse le comunità che vengono. Fatti questi due assunti, io ritengo che potremmo provare a problematizzare l'idea di soggetto migrante, e qui tornerò alla fine, cioè che senso ha parlare di soggetto migrante. Per ora cercherò di dare anche alcuni elementi che magari possono essere utili al dibattito sulle migrazioni e sugli effetti che possono avere. Allora, questa è la crescita della popolazione straniera in Italia, chiedo scusa nel decennio, se vedete, nel decennio degli anni 80 la crescita è irrisoria, praticamente. Negli anni 90 si va sopra il 1 milione. E poi c'è una crescita più o meno continua che tende a ridursi negli ultimi anni, negli anni della crisi, e che porta oggi la popolazione straniera a circa 5 milioni sulla popolazione. Molti vedendo questo grafico pensano, una crescita incredibile. Ma anche chi non vede questo grafico. C'è stata un'inchiesta che chiedeva agli italiani che percentuale di stranieri pensate ci sia nel nostro paese. Io vi chiedo di pensare un numero e queste sono le risposte per 2014 e 2015. Gli italiani pensano che il 30%, il 26%. Se sapete qual è la popolazione italiana vi rendete conto che circa 5 milioni, circa l'8%. E allora è interessante vedere come ci piazziamo rispetto al resto d'Europa. È un fenomeno solo italiano questa crescita? Le barre lunghe indicano il numero assoluto, quindi 5 milioni di migranti in Italia circa, ma la cosa più interessante è guardare i triangolini per me, che sono la percentuale della popolazione. E quindi in percentuale della popolazione, pur non avendo un numero elevato, siamo sotto la Germania, il Regno Unito, la Spagna, il Belgio, l'Austria, l'Irlanda, la Norvegia. Insomma, mettiamo in contesto il primo grafico sulla crescita del fenomeno migratorio. E tra l'altro un'altra nota per mettere in contesto, prima di concentrare troppo su quel grafico. Durante la crisi o negli ultimi anni c'è una minore crescita del numero di immigrati che arriva. Ogni barra sono numeri di stranieri che vengono per anno e vedete una che decresce. È interessante come si connette con la crisi questo fenomeno, perché le barre che vedete in basso invece sono i numeri di emigrati che crescono, riducendo il saldo migratorio. Quindi è vero che è un fenomeno in crescita, ma è un fenomeno in rallentamento. Ora, questo cosa ci dice per il futuro? Vi sto per mostrare un grafico che può essere un po' frainteso, perché è un'elaborazione dell'Istat che prima del 2011 ha provato a dire come sarà la nostra società nel 2065. Ora, questo grafico tende a sovrastimare il numero degli immigrati, perché prima del 2011 crescevano in maniera più sostenuta. Però vediamolo, concentriamoci sulla linea blu, che sarebbero gli stranieri. Gli stranieri, che oggi sono circa 5 milioni, loro prevedono intorno al 2065 che arrivino a essere 12 milioni in Italia. Qui mi ricollego a quello che diceva il professore prima, chiedo scusa, gli italiani c'è un calo demografico, prevedono che arrivino a toccare il 40 milioni. In questo caso questa terza retta che dovreste leggere su Questas sarebbe la percentuale di migranti sulla popolazione, e quindi solo tra 50 anni in prospettive un po' sovrastimate potremmo raggiungere una percentuale di popolazione come quella che gli italiani credono che ci sia adesso di migranti in Italia, se non succedono altre cose. Ora, non solo un fenomeno strutturale, spero che questi grafici abbiano spiegato perché è un fenomeno strutturale, è un fenomeno complesso. Come cerco di spiegarvi la complessità di questo fenomeno? Parlando di una soap opera cinese. Questa è una serie cinese, 36 bellissimi episodi che io non ho visto perché non parlo cinese, ma di cui ho letto, che si intitola Gente di Wenzhou, la traduzione. Se vi state chiedendo cos'è Wenzhou, è una città in quella regione costiera della Cina, in particolare questa. Vi racconto prima la soap opera e poi perché è importante per questa storia. La storia è la storia classica della soap opera di una famiglia.
Però la famiglia cinese della zona del Wenzhou usano una buona parte dei loro risparmi per pagare il viaggio alla figlia più promettente e la mandano a Prato in Italia. Infatti questa era una serie seguitissima tra le comunità cinesi italiane. La figlia arriva a Prato, viaggia tra Prato, Parigi, Marsiglia, torna a Prato, diventa un'imprenditrice di successo nel pratese. Nel frattempo il resto della famiglia, tra mille sacrifici, diventano tutti piccoli imprenditori. Tutta la famiglia piccoli imprenditori. E c'è questo tema dell'imprenditorialità del Wenzhou, della regione del Wenzhou, che è una specie di terza Italia cinese, se vogliamo, che tratta anche il tema di come il sacrificio per arrivare all'imprenditorialità mette in crisi i rapporti familiari. Ora, perché è interessante per noi questa soap opera? Primo elemento, una cosa che non si sa è che la stragrande maggioranza della popolazione cinese in Italia viene dallo stesso posto. Vengono alcuni stimano fino al 90% dal Wenzhou e in generale dalla zona dello Zhejiang. Perché questo? C'è un fenomeno che non può essere controllato da qui, che lo determina. Tra il 78 e l'84 il Partito Comunista Cinese si apre all'economia di mercato e come lo fa? Sperimenta in alcune zone del paese forme di economia di mercato. Una di queste zone è il Wenzhou. Non è una zona agricola perché è montagnosa, è una zona sul mare, quindi dedita ai commerci, e lo Stato gli permette all'improvviso di avere piccola imprenditoria e di viaggiare più degli altri. Da lì iniziano a nascere i movimenti migratori cinesi che arrivano in Italia. Questo ci spiega ad esempio perché noi abbiamo una percezione della comunità cinese in Italia abbastanza omogenea. Abbiamo una percezione della comunità cinese come una comunità estremamente imprenditoriale, quando la Cina è un territorio enorme. Noi abbiamo questa percezione per motivi storici precisi e ci racconta di complessità. Ora, non ci perdiamo qua, faccio dei grafici un po', però non cerchiamo di perdere. Però queste storie sono importanti per capire ogni comunità. La prima comunità straniera in Italia sono i rumeni, 1.100.000. La prima in assoluto. Impossibile spiegare il successo dell'Italia tra i rumeni senza capire che abbiamo due lingue molto simili e senza guardare all'apertura dei visti turistici nel 2002 e al 2007 con l'ingresso della Romania nell'Unione Europea. L'Albania, non possiamo capire il successo albanese senza capire il ruolo della TV nel postcomunismo albanese, l'assalto alle ambasciate del 90, le migrazioni di massa con le navi nel 91 o la crisi del sistema politico albanese del 97 che ha trasformato il paese in una guerra civile. Quello che sto cercando di suggerire è che dietro ogni comunità, che sono molte comunità, ci sono storie, ci sono dinamiche, ci sono anche status legali diversi. Cittadini europei, un quarto della comunità di stranieri italiani. E qui c'è un dato interessante. Paesi stranieri in Italia, comunità straniere in Italia dove le donne sono più del 60% dei migranti. Guardate Ucraina, 79% dei migranti ucraini sono donne. O il giallo, quelle dove gli uomini sono più del 60%. Cosa ci dicono su questa comunità, sui meccanismi migratori dietro? Vi chiedo di riflettere. Ora, è interessante, cercherò di riportare questa complessità nel mondo del lavoro prima di chiudere il mio intervento. Ora, è interessante notare una cosa. Questa è una tabella che ci dice come gli occupati entrano nel mercato del lavoro. Il dato più alto in assoluto per tutti italiani attraverso parenti, amici, conoscenti. Il 26% degli italiani, 27% quasi, entra nel mercato del lavoro così. Qui abbiamo un mercato del lavoro molto informale. Però guardiamo cosa succede con i migranti che vengono dall'Unione Europea e da fuori dall'Unione Europea. Quasi il doppio. Questo significa che le persone che entrano qua entrano e lavorano all'interno delle loro comunità. E questo crea che il fenomeno migratorio, che noi spesso raccontiamo come un unicum, venga distorto in una specie di caleidoscopio all'interno del mercato del lavoro. Ora, altro grafico vi rischiate di perdermi, quindi seguitemi per favore. Allora, quello che vedete qua su sono le differenze tra, in particolari settori produttivi, tra italiani, cittadini UE e extra UE. Vi chiedo di focalizzarvi su questo in particolare per ora. Guardate le differenze, 5-3, altri servizi collettivi e personali. Molti di questi sono quelli legati all'assistenza agli anziani o altro. Guardate le differenze. 5,3 tra gli italiani, 28,3 32. Allora, se andassimo a analizzare più nel dettaglio, non lo faccio per questioni di tempo, ogni settore ha una zona in cui c'è una comunità che è preponderante.
o delle comunità che sono preponderanti. Poi lasciamo stare questo settore e vi faccio notare un'altra cosa. Guardate qua, il 66% degli ucraini in Italia lavorano in questo settore. Ricordiamo il grafico di prima, oltre il 70% sono donne. No? Quindi ci racconta una storia sulla migrazione e non tutte queste storie possono combaciare. Per esempio non vedo come possa combaciare con quella del Ghana, 57% nell'industria, ed è una di quelle comunità dove la maggior parte sono uomini. Insomma, quello che sto cercando di sostenere è che c'è una frammentazione incredibile del soggetto migrante, quindi è un fenomeno strutturale perché continuerà a crescere, è un fenomeno complesso perché sono storie diverse, sono meccanismi diversi, però noi parliamo di migranti. E allora che serve parlare di migranti? Io penso che abbia delle funzioni a seconda di cosa facciamo, e qui chiudo. Ad esempio, se c'è la volontà di rivendicare più diritti o cambiamenti della legge sull'immigrazione, è giusto parlare di migranti, è qualcosa che è un minimo comune denominatore per una serie di soggetti diversi. Se c'è la volontà di crescere elettoralmente su una fobia rispetto ai migranti, è giusto parlare di migranti, anzi meglio caratterizzare un aspetto negativo per tutta la popolazione, l'eterogeneità della popolazione migrante, e questo l'abbiamo visto nel discorso sul Brexit, questo l'abbiamo visto nel discorso su Trump, e con un po' di attenzione magari lo riconosciamo anche nelle nostre quotidianità. Ma quando dobbiamo pensare come ridisegnare le città, come attivare politiche, il mio suggerimento è: cerchiamo di problematizzare l'idea di soggetto migrante. Sono persone diverse, con storie diverse, che hanno portati diversi, che contribuiscono alla nostra società. Grazie. Grazie Alessandro, anche perché credo che i numeri siano il miglior antidoto per contrastare la paura, l'irrazionalità. Nell'era dei populismi xenofobi noi viviamo un momento di grande distorsione proprio tra quello che è la percezione e quello che è la realtà. Io da questo punto di vista, come giornalista, faccio anche molta autocritica, nel senso, i mass media da questo punto di vista aiutano molto nel fomentare, buttare benzina sul fuoco e fomentare la cosiddetta imprenditoria della paura. E io invece credo spesso che i numeri e l'informazione sono l'elemento centrale e base da cui ripartire, anche perché, come dice Bauman, parliamo degli scarti della globalizzazione liberista, così ha definito i migranti che venivano in Europa, nel senso che pensiamo soltanto al 2016 al Mediterraneo, che ha visto ben 5.000 morti solo in Mediterraneo, un cimitero liquido, e da questo punto di vista Jennifer Allsop, ricercatrice all'Università di Oxford, ha fatto una serie di studi sull'immigrazione, nello specifico sul tema dei minori migranti non accompagnati, e ci spiegherà perché i minori migranti non accompagnati possono essere per l'Unione Europea una risorsa e non un problema. Sì, certo, già abbiamo toccato su alcuni temi su cui anch'io voglio parlare, e devo dire che sono inglese, sono anche una donna, proprio questo è qualcosa di nuovo per questo forum, devo dire. Infatti ieri sera ho deciso all'ultimo momento di provare a presentare in italiano, perché avevo questa vergogna post-Brexit e volevo provare a combattere un po' lo stereotipo, dunque vi prego di mostrarmi un po' di pazienza. Sì, io ho fatto una ricerca sui minori stranieri non accompagnati in Inghilterra e anche in Italia, infatti anch'io voglio parlare di Roma. Io, quando sentiamo dell'Italia, quando parliamo sul livello europeo dell'esperienza italiana di accoglienza, spesso parliamo di problemi, gravi problemi, anche di diritti fondamentali che non vengono rispettati, eccetera. Parliamo dell'emergenza, della mancanza di sostegno dalle istituzioni statali, dai comuni, eccetera. E come il mio collega ha spiegato, in questo vuoto, a causa di questa mancanza di servizi forniti dallo Stato, c'è il privato sociale, ci sono anche altri attori diciamo negativi che non hanno il benessere
dei minori o di altri rifugiati a cuore nelle loro azioni, ma io volevo parlare infatti di altri spazi nuovi che stanno emergendo, in cui vediamo il ruolo importante della società civile e nuovi spazi che si creano nella città, e parlerò dell'esempio di Roma, in cui vediamo una trasformazione, una rinnovazione dell'accoglienza, e questo è una cosa molto particolare in Italia. Credo, proprio a causa della mancanza di certi servizi forniti dallo Stato, è la società civile che è dovuto rispondere ai bisogni dei rifugiati e soprattutto di questo gruppo di minori stranieri non accompagnati. E l'altro aspetto particolare all'esperienza italiana, da cui penso che altri paesi europei possono imparare, tirare qualcosa, è l'importanza accordata all'autonomia dell'individuo, del minore. E anche questo infatti non è il risultato di una politica deliberata, infatti è il risultato di una mancanza di fondi, una mancanza di sostegno istituzionale, ma ancora in questo vuoto c'è stata la possibilità per minori di avere un'autonomia e di tipo farsi un percorso in modo diverso. Dunque io voglio parlare un po' di questo lato positivo, ma non voglio per niente trascurare anche i problemi gravi che risultano da questo vuoto per quanto riguarda l'assistenza fornita dallo Stato. In breve, l'Italia è uno dei paesi principali in Europa per quanto riguardano i minori stranieri non accompagnati che sono in transito. Ovviamente la maggior parte arrivano sia in Grecia sia in Italia, e poi tanti sono transitanti e vanno in altri paesi dell'Europa, ma c'è anche un popolo importante di minori che rimangono in Italia, e spesso sono quelli, come ha parlato il mio collega, spesso sono da comunità particolari con esigenze e capacità particolari. Ad esempio hanno già reti, vogliono lavorare, hanno già reti che gli permettono di inserirsi nel mondo del lavoro, infatti spesso senza un sostegno importante dallo Stato. Dunque è un fenomeno anche che abbastanza autonomia in questo rispetto. La maggior parte sono maschili, hanno 16-17 anni e vengono in Italia dall'Afghanistan, Eritrea, Siria, Iraq, Egitto, Bangladesh, Albania, e tutte queste comunità hanno esigenze e capacità diverse. Voglio sottolineare che infatti se facciamo la paragona fra altri paesi europei, l'Italia non è il paese con il numero più alto. Ad esempio in Svezia in 2015 c'erano più di 35.000 minori stranieri non accompagnati che sono arrivati e che hanno fatto la richiesta d'asilo. In Italia ci sono tanti anche che non fanno la richiesta d'asilo, come ho detto, vengono per 4 ragioni principali: per l'asilo, oppure per lavorare, perché hanno reti familiari e anche perché vogliono studiare. E per quelli che rimangono in Italia, come ho detto, è il lavoro e le reti che è spesso il fattore più importante. E come ho detto, dato la situazione di emergenza, in altri paesi europei, parlo anche del mio paese, dell'Inghilterra, la risposta ai minori stranieri non accompagnati è molto istituzionalizzata. Grazie. È proprio controllato, e c'è anche un legame fra il controllo dell'immigrazione e poi c'è anche allora non c'è un ruolo importante per la società civile, non c'è un dialogo con le imprese locali, i centri culturali, e anche non accordiamo nessuna attenzione alle reti sociali che hanno già questi minori. In Italia invece è proprio a causa di questo vuoto creato delle mancanze per quanto riguardano le istituzioni fornite dai comuni,
la società civile, le imprese locali e anche le reti sociali dei minori vengono tipo sfruttati in modo molto bello, infatti, e crea percorsi di integrazione, soprattutto focalizzato sull'inserimento nel mercato di lavoro, che funzionano bene e anche non tipo costano tanto. Dunque io sì, voglio dire che forse anche altri paesi europei possono imparare qualcosa dall'esperienza italiana, e volevo solo dare qualche esempio di minori che ho conosciuto per mostrare come questo gruppo, con le loro competenze, con i talenti che hanno, possono veramente contribuire a ricostruire gli spazi culturali, gli spazi economici tipo certi settori di lavoro nelle nostre città. Jamal ha lavorato dall'età di 11 anni come sarto nel suo paese di Bangladesh. Quando è arrivato in Italia aveva già una rete di altre persone dalla comunità da Bangladesh, e lui velocemente è riuscito con l'aiuto della rete sociale, con l'aiuto anche di un centro di accoglienza, a trovare un lavoro, e dopo i 18 anni è potuto trasferire il suo permesso di soggiorno per minorenni in un permesso di lavoro. E questa è un'altra cosa. L'Italia è uno dei solo paesi d'Europa che pensa a questi ragazzi come una risorsa, e anche pensa al dopo 18 anni. E questo vuol dire che riescono a inserirsi spesso nel mondo di lavoro con un successo che non è replicato in altri paesi europei. E una cosa bellissima a Roma è che il comune riconosce l'importanza di queste reti sociali per l'inserimento lavorativo, e sta provando a replicare nuovi reti con una serie di tirocini per quelli che vengono da paesi dove non ci sono già comunità esistenti, ad esempio Ghana, Gambia, questi paesi abbastanza nuovi per quanto riguarda la migrazione in Italia. Dunque è bello perché tipo, il comune sta proprio seguendo l'esempio, diciamo, organico dei cittadini, della comunità, della società civile. Non è un approach top down, è più organico, e questa generazione con le competenze, con i talenti, crea nuove opportunità anche per la prossima generazione. Questo è un fenomeno che cambia la fabbrica della città. Mohammed era uno dei primi minori stranieri non accompagnati a venire a Roma dall'Afghanistan circa 10 anni fa. Adesso lui è imprenditore, ha un'agenzia, vende sushi, e lui impiega 20 ragazzi, fra cui 10 sono minori stranieri non accompagnati. Con il comune ha stabilito una serie di tirocini per aiutarli. Dunque questo fenomeno è una cosa che si ricrea. Volevo parlare anche un po' dell'importanza brevemente della società civile e questi nuovi spazi nella città. Non so se conoscete l'esempio di Baobab, ma Baobab è un collettivo di volontari che si è creato per rispondere a questo vuoto nei servizi per i transitanti, ma anche per i minori stranieri non accompagnati a Roma. Loro organizzano viaggi a centri culturali, lezioni, fanno viaggi, è proprio un nuovo modello di vedere l'accoglienza nella città. E ho visto una cosa bellissima qui a Udine, un'organizzazione creativa che organizza viaggi in bici, tour in bici per i minori stranieri non accompagnati, perché possono conoscere la città, aprire la città. E questo anche i musei a Roma si aprono a questo gruppo, organizzano spettacoli, avvenimenti, scambi proprio per questo gruppo. E per dare lei è un'altra donna che è arrivata circa 10 anni fa, già anche lei sta aiutando la prossima generazione. E dunque io veramente penso che l'Italia, anche se sempre viene criticato, anche può
mostrarci qualche luce per quanto riguarda l'accoglienza di questo gruppo, l'importanza dell'autonomia e le competenze esistenti dell'individuo, ma anche dell'importanza di ascoltare la voce dei cittadini e della società civile. Sì. Grazie Jennifer, complimenti per l'italiano. Adesso coinvolgerei l'assessore Torrenti e ovviamente chiederei a Torrenti il... No, poi non voglio piangere, io voglio rimanere, mi mancate già. Io sono tristissima. Con Torrenti proviamo a capire come le istituzioni possono intervenire. Abbiamo visto come un'urbanistica ragionata sia anche l'antidoto migliore per spegnere possibili focolai all'interno di periferie, scontri e tensioni tra vari soggetti migranti e cittadini italiani. Però abbiamo anche visto come in Europa il sistema postcoloniale francese di integrazione sta scricchiolando se non fallendo. Abbiamo visto cosa sta succedendo nelle banlieue. Abbiamo visto come il modello anglosassone ha portato comunque alla ghettizzazione, cioè quindi l'idea dei Battenstand, dei migranti rinchiusi dentro una sorta di enclave, e credo che forse non è neanche questo il modello giusto e necessario di una urbanistica ragionata. Come allora provare a costruire quartieri in cui esiste una sorta di identità ibrida con il soggetto migrante? Pianificazione e programmazione tipica italiana, nel senso che laddove c'è rischia di scimmiottare modelli che in realtà poi non sono autonomi e sono anche a volte non adeguati rispetto alle dimensioni. E torno anche all'inizio del ragionamento, cioè siamo Udine, abbiamo parlato un attimo di Roma, parliamo qua, la dimensione udinese, nella fronte quella romana, che è un quarantesimo, è progettualmente totalmente diversa. Una città di 100.000 abitanti, io ritengo, non faccio il lavoro, ma credo che sia proprio completamente diverso. Allora, l'importare in qualche modo modelli di ragionamenti che riguardano le pochissime città medio-grandi, cioè, diciamo, l'Italia non ha città grandi, no? Non ha Londra, Parigi, non una concentrazione in capitali di quelle dimensioni. C'era la Grecia, per assurdo, c'era solo della Francia, però noi invece abbiamo un altro tipo di Italia e oltretutto credo che 45 milioni di italiani vivono in centri sostanzialmente medio piccoli e quindi diciamo dobbiamo partire un po' da lì perché le problematiche sono profondamente diverse che non nelle capitali europee o dove c'è una periferia urbana che si chiama così. Io porto ad esempio alcuni interventi anche in campo di immigrazione fatti in collaborazione tra l'altro con il Ministero dell'Est che hanno totalmente fuori misura rispetto ai bisogni della città, cioè nel senso che fate anche delle cose piacevoli, hanno portato delle risorse, hanno portato delle risposte, però totalmente inadeguate alla nostra città, dove la periferia di fatto non esiste in termini europei, cioè periferia urbana è un'altra cosa rispetto a quella nazionale. Quindi intanto la mancanza di educazione è superata, dobbiamo verificare qualcosa e verificare la differenziata di dove ci troviamo e che tipo di politica possiamo fare. E su questo ovviamente il problema della chiamiamola globalizzazione, non solamente del movimento delle persone, ma la globalizzazione anche dei media non aiuta perché i media semplificano molto i messaggi adeguandoli dei modelli standardizzati e quindi fanno molta fatica a seguire crescite di modelli completamente diversi. Questo per quanto riguarda la pianificazione diciamo, delle città in genere. Se poi parliamo di immigrazione, ricordo che 5 milioni o un po' di più diciamo, di immigrati che ci sono in Italia, non ce n'è uno sostanzialmente che è arrivato in modo programmato, che è arrivato in modo sensato, cioè noi abbiamo accolto delle persone entrate in modo irregolare, non uso volentieri la parola clandestino, ma insomma diciamo in modo irregolare, e molti anni dopo in qualche modo attraverso meccanismi di logica razionale anche tipicamente italiana, sistemazione delle robe, li abbiamo regolarizzati.
Ma questo ovviamente ha creato moltissimi problemi, tanto perché per anni queste persone hanno una situazione di presenza ai confini della legalità, no? Cioè, quindi i contributi sono difficili a pagare, se non lo so già non potrebbero lavorare, se ce l'hanno sono temporaneo, sono entrati con visti turisti, sono stati senza visto, in tutti i modi. Quindi di fatto, e anche ora oggi io credo che sono circa 430.000 di irregolari sul territorio, non parlo in questo momento di quanti, io parlo di quelli presenti sul territorio complessivamente che magari lavorano. E questo ovviamente ha anche creato le condizioni per cui alcune di queste comunità, alcune di queste persone, non poche, si trovano ai margini del mercato del lavoro. Ricordo che Friuli Giulia il reddito medio di un immigrato regolare è della metà di un italiano, famoso 16.000 euro contro 24, quindi questo già impone una situazione di totale svantaggio. Quindi non basta dire poi vengono a fare delle cose che a noi non piacciono più fare, perché noi dovremmo offrire un mercato del lavoro molto più aperto e soprattutto metterci in testa che noi dobbiamo creare posti di lavoro per tutti, italiani e stranieri, altrimenti non ce la facciamo dal punto di vista dell'economia del paese, perché un indice di dipendenza, e l'indice di dipendenza intendo dire il rapporto tra l'età sostanzialmente produttiva e l'età invece dei ragazzini e degli over 65, noi siamo già completamente oltre. Abbiamo over 65 questa regione che superano il 27%, è chiaro che il sistema complessivo economico, produttivo e previdenziale non reggia. Allora cosa succede? Che se oggi noi, con largo ritardo, facessimo delle politiche che sono da fare, no? Sull'aumento delle nascite, aumenteremmo l'indice di dipendenza, perché aumentiamo ancora le persone che hanno bisogno di sostenute. E siccome la fase positiva diminuisce, avremo ancora più bisogno di immigrazione. Quindi è un gioco abbastanza complesso da gestire. L'altra questione che volevo ricordare sui numeri, perché la dico prima, ma che è vero che c'è un rallentamento, però quest'anno abbiamo presentato anche noi, diciamo, parlo un po' della nostra regione semplicemente come modello alternativo, diciamo, sono calati gli stranieri di 2.000 unità. Bene. Il momento dove per la prima volta anche la popolazione complessiva regionale è diminuita di qualcosa, no? Anche a causa di questo. Nascono circa meno di 8.000 persone all'anno, ne nascevano 16.000 nelle generazioni che oggi vanno a morire, e quindi abbiamo un buco di 8.000 persone all'anno, gravissimo. E quindi compensato da un po' di migrazione, compensato da un po' di rientri dei nostri concittadini, a fine però di età lavorativa, tornano a casa perché hanno una casa per lì, perché si vede bene, spendono meno per vivere, perché c'è la famiglia, c'è tradizioni, ma anche quelli non entrano in età produttiva, entrano dopo, quindi diciamo, entrano in quel ragionamento che faceva prima Pascolini di misura di anziano, no? Che aumentano quindi il 4% della. Ma quello che ci non dobbiamo dimenticarci è che in questi ultimi 2 anni 9.500 stranieri sono diventati italiani e sono conteggiati fra gli italiani in quelle statistiche, e sono nati in Ghana, sono nati in Kosovo, sono nati in Romania, e questi sono molti, sono alcuni milioni, perché diciamo dopo 10-12 anni quasi tutti, diciamo, in realtà ottengono ovviamente la cittadinanza. Quindi allora, è vero che la percezione di stranieri è assolutamente reale rispetto ai numeri, no? Ma è anche vero che noi abbiamo una composizione sociale di italiani che non è di italiani di etnia, se si può dire questa parola. Quindi assomigliamo un po' di più, visto che. Assessore, ma state pensando di fare una battaglia per l'introduzione dello ius soli, ad esempio, sul diritto di voto, abbandonando ius sanguinis? Stiamo cercando di fare anche un Parlamento come maggioranza. È chiaro che la situazione politica in questo momento non è proprio favorevolissima ad avere i voti per questo, però sicuramente c'è. Però all'interno di tutta questa complessità che è articolata bisogna naturalmente fare delle politiche diciamo, fortemente inclusive di coesione sociale. E anche qua, quando parliamo di coesione sociale, non possiamo parlare in astratto, la coesione sociale la riesce a tenere su un progetto sociale, non è che c'è la coesione sociale perché dai gli stessi soldi a tutti, la coesione sociale ha bisogno degli obiettivi comuni e su quelli poi cerchi di stringere, e la coesione sociale deve essere inclusiva di tutti. A volte invece abbiamo una specie di idea della coesione sociale contro qualcuno, no? È facile, come dire, metterci assieme contro, no? Va bene, metterci assieme punto, non è che. E quindi su questo diciamo c'è proprio
da lavorare moltissimo su fare una vera e propria rivoluzione, e dentro la situazione poi cittadina, diciamo, è evidente che è complessa, e parliamo di immigrazione in senso lato. Se poi ci inseriamo dentro di questo, la crisi dei migranti, dei profughi, delle difficoltà, come diceva prima, also, cioè di organizzarci a livello di Stato, di meccanismi di inclusione, peggioriamo. E con anche una giustificazione dal mio punto di vista, perché all'interno di questa mancanza complessiva di politiche e anche forse un po' di coraggio, c'è il fatto che con questo sistema un migrante che abbia per sé un progetto di vita non lo viene a sviluppare in Italia. Quindi se arriva qua in transito e se ne va, e allora diventa anche difficile investire in formazione, in educazione, in inclusione di quelle persone lì. Allora per chiudere, noi rischiamo veramente come paese e anche come luogo di trovarci un'immigrazione non solo povera, diciamo un'immigrazione che è la più fragile, perché se qualcuno ha un progetto di vita non viene qua e noi non siamo in grado di offrire un progetto di vita a chi resta qua, quindi abbiamo due debolezze. Poi questo vuol dire un po' l'italiano ci arrangiamo, però perché alla fine poi i conflitti diciamo che sono in questo paese sono anche minori di altri paesi europei, per questo dobbiamo anche dirlo che alla fine, no, diciamo tutto questo alcuni meriti ci gestiamo come diceva lei, però possiamo fare molto, e credo che sia tutto il momento di affrontare il presente, perché a volte parliamo di un futuro, no? 2060. Io ricordo che nell'ospedale di Udine il 40,6% dei nati dell'anno scorso hanno almeno un genitore straniero, con passaporto straniero, non naturalizzato. Quindi saranno almeno il 50% con un genitore straniero attualmente, e il 44,2% porterà ancora di più, non lo fa non si parla neanche su una organizzazione. In queste tre città il 50% delle prime elementari avranno, il 50% di tutti i bambini saranno con un genitore straniero. Parliamo quindi del presente, non parliamo di quello che succederà, parliamo della gestione del presente, e il rispetto diciamo, della integrazione non può passare attraverso l'assimilazione, no? Quindi costumi, ma deve essere insomma, articolato ben diversamente, tenendo conto poi della capacità di portare qualcosa di tutti e non semplicemente di far adeguare alle nostre leggi, ovvio, ma prima di parlare poi di una assimilazione io starei un po' attento, non credo neanche che ci sia. Grazie Assessore. Abbiamo pochissimi minuti, non so se c'è qualcuno che vuole fare domande dal pubblico ai nostri 5 relatori. Sì, io sono uno di quelli che un attimo, si sente. Orrore per i morti che stiamo provocando nel Mar Mediterraneo, che stiamo provocando perché non facciamo nulla per impedirli. E provo orrore anche al pensiero, e qui francamente penso che la dottoressa Jennifer ha visto un altro film e non ha visto i battaglioni di prostitute nigeriane che battono le strade consolari d'Italia, non ha visto quelli che vanno a raccogliere pomodori in Puglia, eccetera, in questi posti, non ha visto tutte le tragedie, grandi e piccole, che concorrono a dimostrare che il nostro Paese non è in grado di programmare minimamente, ma solo di pigolare davanti all'Europa per avere più soldi per gestire queste cose. Detto questo, trovo assolutamente assurdo pensare, e mi è parso nell'urbanista un atteggiamento prudente in questo, pensare a costruire delle città su misura di questi immigrati, ben sapendo che tutti gli immigrati pensano di tornarsene a casa un giorno. Quindi tu cosa gli fai? Una città per stare fino a quando? Fino a che hanno un lavoro, facciamo delle politiche per le famiglie, facciamo delle politiche per la miseria che sta colpendo vasti strati della nostra popolazione. Diamo alla nostra popolazione non un senso di chiusura rispetto a chi arriva, ma sicuramente
un modello da dare in faccia a chi arriva, cioè che chi arriva sappia di trovare cosa si parla qui, come si pensa qui e tutte queste belle cose che sembrano più legate all'integrazione che non all'assimilazione. Grazie. Abbiamo capito la domanda, un'altra, le raccogliamo tutte ma abbiamo veramente 5 minuti, quindi vi chiedo di essere telegrafici nella domanda e poi anche nelle risposte. La mia domanda è questa: quanto ci conviene economicamente? Io credo che ci convenga, partiamo da questo presupposto. Lavoro nella scuola e vedo che il prossimo anno saltano 2 insegnanti, vuol dire che 2 insegnanti italiani ad oggi, chissà fra 10 anni, ma 2 insegnanti italiani l'anno prossimo nella mia scuola non lavoreranno. So che invece in una città, in un borgo sperso, Chiusaforte però in Emilia, per rendere l'idea, il paese stringe un patto con il prefetto chiedendo di inviare famiglie, solo famiglie, con bambini in età scolare. Io credo che dal punto di vista anche, come dire, progettuale, urbanistico, umano, ma anche e soprattutto economico, a noi ci conviene. Grazie. Abbiamo una lì e una lì. Veloce. Buonasera, vorrei fare una domanda sul profilo urbanistico del problema. Sì, noi abbiamo sempre fatto un po' di pianificazione e nella pianificazione abbiamo sviluppato dei quartieri di edilizia sovvenzionata, di edilizia popolare, che tutto sommato potremmo pensare siano quasi dei ghetti, non dico le banlieue, ma diciamo che sono dei nuclei problematici. Vorrei sapere se c'è un modello di riferimento in cui una specie di osmosi fra le classi, diciamo, meno disagiate e quelle un po' più disagiate possano integrarsi, cioè un modello realistico. Perché se faccio come pubblico dell'edilizia popolare, gioco forza, metto le frange più deboli. Se faccio un intervento da privato, gioco forza, vado verso le frange più forti. Quindi la difficoltà è evidente, il modello non lo credo facile. L'ultima domanda e poi le risposte. Scusate, ma abbiamo 20 minuti contati. Sì, volevo chiedere alla professoressa Alsop se può condividere una valutazione sugli accordi bilaterali italiani con la Libia e gli accordi europei, Migration Compact in sostanza. Grazie. Ok, iniziamo con le risposte. Io direi che vogliamo iniziare sulla domanda sull'osmosi urbanistica tra ceti più abbienti e meno velocemente sulla questione delle città per loro. Per quello che mi risulta, mi sembra che nessuno l'abbia detto di noi, ma il principio della migrazione è: io porto la mia lingua e cerco di mantenerla, porto la mia cultura, porto le mie infrastrutture culturali, ma accetto la città in cui vado. Cioè, anzi, questo è un tema molto interessante. L'immigrato tende ad accettare la città in cui va, la forma della città in cui va, la forma in cui magari gli capita di incontrare il mercato giusto. E solo in un secondo momento, solo le nuove generazioni, quelle che possono impegnare soldi e investire nell'edilizia, costruiranno la loro città. Non siamo ancora a quel punto. Anzi, è molto interessante vedere come i quartieri di edilizia pubblica, ad esempio degli anni 60, vengono in qualche modo riutilizzati, ripensati, ma sempre lavorando in superficie. Non sono demolizioni, non sono trasformazioni, sono, come dire, molto superficiali le trasformazioni. È comunque un principio interessante. Sul modello dell'osmosi, diciamo, sicuramente la città che abbiamo costruito fino agli anni 70, fino agli anni 80, è una città che pensava non solo la città per parti, ma la società per parti. Oggi la società è molto più frammentata, è una società di minoranze, quindi è molto difficile, diciamo, sarebbe molto difficile, anche avendo le risorse, ripensare, ricostruire quei quartieri un'altra volta. Se dovessi oggi ragionare su una politica di edilizia pubblica, direi che non c'è bisogno di costruire nulla. Ci sono una quantità enorme, una di quelle moltitudini che dicevo è di edifici, appartamenti vuoti. Come dire, ci sono in altri paesi esperienze di agenzie che raccolgono questi appartamenti. Diciamo, a una scala diversa è l'albergo diffuso, la forma dell'albergo diffuso. Dammi i tuoi appartamenti, io li metto a reddito, ti garantisco certo meno di quello che potresti chiedere nel mercato libero, ma il mercato libero dov'è?
te lo cerchi tu, metti il cartello, avete visto quanti cartelli che ci sono, quindi allora in quel caso con una operazione porosa in cui utilizzo tutti gli spazi liberi, gioco forza, vado a mettere insieme redditi, culture e soprattutto stili di vita diversi, perché non è solo questione di reddito, qualche volta sono proprio stili di vita diversi, stili di consumo diversi, non possiamo più misurare come dire i ricchi e i poveri, ma dobbiamo anche misurare che gli stili di vita, gli stili di cultura e di consumo costruiscono delle differenze spesso più radicali di quelle che un tempo erano semplicemente quelle di reddito. Grazie. In maniera molto rapida il tema degli immigrati, e chiaramente bisogna evitare il più possibile quello che è la ghettizzazione, no? Quindi va il recupero, il patrimonio edilizio enorme che è vuoto nelle nostre città va ripensato, va riutilizzato, e so che anche la Regione ultimamente le leggi sulla casa vanno in quella direzione. Va recuperato anche un rapporto tra il costruito e il non costruito. L'esperienza degli orti urbani, ad esempio, è un'esperienza molto interessante perché ricuce un certo modo di fare, di tornare a vivere e di poter recuperare tutta una serie di visioni della città diversa. Riguardo il tema dell'attenzione, della cultura degli immigranti, portatrici di visioni spaziali diversi, io credo che sia un tema che non va liquidato in maniera così di dire non è quello il problema. Penso anche ai nostri emigranti che sono nati in Belgio, in Svizzera, in giro per il mondo e sono stati reclusi in situazioni insediative che, se forse qualcuno si fosse posto il problema dell'attenzione, della cultura, anche dello spazio che loro portavano, sicuramente non sarebbero finite nelle baracche attorno a Marcinello, nelle periferie urbane o nelle baracche in Svizzera, ma sicuramente ci sarebbe stato anche un discorso di integrazione, forse, che sarebbe stato facilitato. Jennifer, la domanda per te? Non è vero che non facciamo nulla per impedirli nel Mediterraneo. Prima cosa c'è proprio una militarizzazione enorme del mare Mediterraneo e noi dobbiamo veramente preoccuparci su questo. Per quanto riguardano gli accordi bilaterali con Libia, io penso che questo sia scandaloso. Secondo me noi dobbiamo fare più accordi bilaterali in Europa fra noi, perché come ho detto tutti i rifugiati non sono solo vittime, anche i minori stranieri non accompagnati sono anche attori economici che hanno competenze, capacità, talenti, e gli esempi che ho dato sono esempi in cui c'è stato un bel accordo fra queste competenze e i bisogni delle città, i bisogni economici, eccetera. Dunque, quando questo funziona bene, funziona proprio in modo sostenibile. Dunque, il mio collega Alexander Betz a Oxford, lui ha proposto un modo di fare un tipo di matching fra le competenze dei rifugiati e i bisogni delle città e le economie locali, ma lui parliamo sempre dell'Africa, eccetera. Noi dobbiamo avere questo in Europa, perché è l'illusione questa idea che l'accoglienza è una cosa omogenea in Europa. Dunque più accordi fra noi. Io dico noi ancora, se posso. Alessandro? Telegrafico ci conviene economicamente, dipende da cosa facciamo e da come lo gestiamo. Provo a far vedere una roba velocemente. Il tasso di inattività è la gente che non lavora e non cerca lavoro da 4 settimane, se non saremmo disoccupati. Tra gli italiani, guardate qua e guardate tra europei. Questo non è perché sono estremamente più produttivi o chissà che, è perché gli stranieri, che è la linea più chiara, sono demograficamente di più quelli in età da lavoro, quindi quelli che vengono qua contribuiscono nettamente a questo. Potrebbe essere un potenziale positivo per l'economia italiana. Ora dipende da cosa ne fai, da come sviluppi il tema. Io dico solo una cosa: il tema dei costi da un lato è come tu li metti a produzione queste persone, non voglio essere in senso negativo, no? Ma come tu li inserisci nel sistema produttivo e fai sì che contribuiscano col pagamento delle tasse e tutto il resto.
questo. E l'altro tema che spesso ci scordiamo è quanto costa bloccare i processi migratori, perché alle volte mi sembra che alcuni pensino di poter svuotare gli stagni con i secchielli. Su 18.000, ora vado a braccio, magari mi sbaglio, però su 18.000 provvedimenti di espulsione l'anno scorso sono stati eseguiti 3.000, perché costano troppo e sono difficili da fare. Ora se questo ci dice qualcosa su le difficoltà che ci possono essere, dipende. L'assessore 30 secondi e poi abbiamo chiuso. Sì, due battute veloci. La prima, intanto lavoreremo su una possibilità di agevolare il più possibile un visto d'ingresso magari turistico per lei il giorno che, che sarà costretta a avere il passaporto e venire qua, cercheremo di tenercela, insomma. E la seconda è parliamo di 75 milioni di migranti in questo momento, di cui 1,5 milioni sfiora l'Europa, il 2%. Quindi parliamo di un fenomeno enorme di cui l'Europa è sfiorata. E quando dico sfiorata, intendo dire sfiorata in tutti i sensi. Allora, il nostro numero dei richiedenti asilo in Italia e anche nella nostra regione è inferiore alla presenza quotidiana dei parenti degli stranieri regolarmente residenti che c'è tutti i giorni. Cioè, io una volta ho chiesto al sindaco di Porcia di ospitare 30 richiedenti asilo a 1750 immigrati. Nessuno se ne sarebbe accorto se ne aveva 1780, ma ogni giorno quei 1750 accolgono 50 parenti che vengono a trovarli, quindi il problema non è proprio rilevante. Il problema quindi intanto va affrontato per gli immigrati in genere, di cui poi i richiedenti asilo sono questa specie di goccia che ha fatto traboccare il vaso, ma che non è il problema, però il problema è la capacità di gestione di questo e come questo si inserisce in un progetto veramente di lavoro, di struttura, di crescita del nostro paese, perché se non li inseriamo dentro in un meccanismo di crescita di tutto, cioè è chiaro che non conviene a nessuno, non basta dire hanno l'età per cui ci pagano i contributi, abbiamo bisogno di crescere come paese e per crescere come paese troviamo le soluzioni assieme anche all'immigrazione. Grazie ai nostri 5 relatori, adesso chiudiamo questo panel, subito dopo inizierà un altro. Grazie.